questa settimana ci siamo sentiti un po' davvero tutti più europei. La perdita del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha segnato profondamente il senso di appartenenza di ogni italiano, di ogni cittadino italiano, alla grande famiglia della comunità europea. Mi piace allora dedicare la preghiera di questo lunedì proprio alla figura di questo uomo che attraverso la sua competenza, la sua professionalità, ma anche attraverso la sua fede e il suo profondo senso di giustizia ha dato la sua vita per l'Europa e per costruire un futuro europeo. David Sassoli è cresciuto all'interno dell'ambiente parrocchiale, all'interno dei gruppi scout e lì ha maturato un senso profondo di servizio verso la comunità, verso gli altri, in modo particolare verso le persone più disagiate, le persone più povere. E anche in uno degli ultimi suoi discorsi al Parlamento europeo, di cui era presidente, ha dato testimonianza di questo, invitando l'Europa a impegnarsi per evitare che persone che bussano alle sue porte si sentano allontanati, non graditi. David Sassoli, con il suo sorriso, ha dimostrato il volto di un'Europa ospitale, di una Europa che è fiera della sua storia e che, vivendola in pienezza, vuole aprirsi a un domani migliore. Mi piace davvero allora, ragazzi, indicarvi questa persona come un punto di riferimento, come un testimone vero, un cristiano autentico che ha voluto vivere anche il suo essere discepolo di Gesù nel modo più pieno, attraverso prima la sua professione di giornalista e poi appunto il suo impegno istituzionale. Vogliamo ricordarlo con un attimo di silenzio e guardando al suo volto sorridente, magari spero possa venire anche dentro di voi il desiderio di mettere le vostre competenze, i vostri talenti, il vostro domani a servizio dell'umanità. E che questo pensiero si carichi di gratitudine e di riconoscenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana e buona ripresa a tutti voi.